Buonasera, bentrovati, puntata speciale del Punto, ve l'avevamo preannunciato in qualche modo che avremmo sentito, avremmo messo tutti insieme i candidati a sindaco di Catania per capire l'umore, insomma per capire un po' le soluzioni, le proposte, la visione che hanno questi candidati per Catania. Lo facciamo a 3 giorni dall'apertura delle urne, vi ricordo si voterà domenica e lunedì fino alle 15 e poi finalmente Catania potrà avere un nuovo sindaco. E allora io ve li presento tutti. Sono qui, anzi ne manca uno, adesso diremo anche chi è. Partiamo dal candidato del centrosinistra Maurizio Caserta. Buonasera Caserta, che rappresenta ed è sostenuto dalla lista del Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle, da Alleanza Verdi di Sinistra, dalla lista Caserta per Catania, un'altra lista è Combianco per Catania e poi è l'ora del popolo. Accanto a lui Vincenzo Drago, candidato del Partito Socialista Democratico Italiano, Socialismo Democratico. Buonasera Drago. Buonasera a voi. Saluto Giuseppe Giuffrida, candidato sostenuto dalla lista che porta il suo nome, Giuseppe Giuffrida sindaco. Buonasera Giuffrida. L'avvocato Giuseppe Lipera, sostenuto dalla lista Movimento Popolare Catanese. Buonasera Lipera. Ma perché buonasera e buon pomeriggio, sono le 3:30. Buon pomeriggio, insomma, facciamo... No? Come si dice, alla sera, insomma, dopo mezzogiorno, vabbè. Buon pomeriggio, siamo in diretta d'altronde. Gabriele Savoca, sostenuto da 2 liste, De Luca per Catania e Sud Chiama Nord, le liste fanno riferimento a Catania De Luca. Buonasera. E poi Lanfranco Zappalà, buonasera Savoca, e Lanfranco Zappalà, buonasera Lanfranco Zappalà, candidato sostenuto da una lista che porta il suo nome, Lanfranco Zappalà, sindaco. Grazie per l'invito. Non è presente Enrico Trantino, candidato del centrodestra, sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, dalla lista che porta il suo nome Trantino sindaco, da Prima l'Italia, dai Popolari Autonomisti, da Grande Catania e dalla Democrazia Cristiana. Non è presente al confronto, ci ha inviato un messaggio da poco che leggiamo, insomma, ne prendiamo atto. Ringraziamo per il gradito invito e per l'opportunità concessa dall'emittente, ma per ragioni professionali l'avvocato Trantino non potrà partecipare al vostro programma televisivo Il Punto. Ringraziandolo ancora per l'attenzione e lo spazio previsto per la presentazione della nostra candidatura, porgiamo distinti saluti, firmato appunto lo staff del candidato sindaco Enrico Trantino. Allora, 5 avvocati, un bancario, adesso poi li vediamo tutti, un professore universitario, con noi questa sera c'è anche Totò Calì. Ciao Totò, che è il vignettista del quotidiano La Sicilia. Ciao Totò, subito, una vignetta, subito, velocissimo. Ecco qui, della serie mu viste sto film, allora, I Magnifici 7, eccoli qua. Ecco, oggi meno 1. Anche se sono 6. Anche se sono 6, Magnifici 7, come il western, fantastico. Allora, spieghiamo subito il regolamento, se no poi andiamo là con il tempo. Allora, il regolamento lo dico a tutti, avete partecipato a un sacco di confronti, ho visto anche confronti al ristorante, dove siete andati a mangiare la pizza, insomma, questo è il vero confronto. Insomma, la televisione è quella più trasversale di tutti, quindi per noi è importante, insomma, arrivare alle persone, soprattutto ai quartieri molto poco visitati o molto visitati, adesso vediamo, ce lo direte anche voi. Questa è, come dire, un'opportunità che vi diamo, quindi l'opportunità voi l'avete colta, qualcuno non ha voluto coglierla, ci dispiace per questo, però insomma le regole di questo confronto sono semplicissime. Confronto all'americana, domande, risposte da 1 minuto e mezzo su vari temi. Diciamo, sfruttiamo il tempo a nostra disposizione in maniera proficua, insomma, per rispondere a quante più domande possibile. Partiremo dal primo candidato, in questo caso Maurizio Caserta, in ordine alfabetico. Con la prima domanda risponderà per ultimo Lanfranco Zappalà, poi andremo avanti con Drago. Non è avvocato. Lanfranco, ho detto, Lanfranco, ho detto, perché? Mi hai fatto confondere, scusa. E tutti questi avvocati, insomma, no? Appunto. Tra l'altro adesso com'è? Maurizio Caserta, professore universitario di economia all'Università di Catania, Vincenzo Drago, avvocato civilista. Giuseppe Giuffrida, avvocato civilista, Peppino Lipera, avvocato penalista, Gabriele Savoca, avvocato civilista, Lanfranco Zappalà, bancario. Ve l'abbiamo presentati tutti. Allora, prima di cominciare vi faccio vedere un sondaggio realizzato dalla nostra anonima scritta, una Vox Populi, si chiama così in gergo, un umore della piazza. Dove potevamo essere andati se non in piazza Carlo Alberto a vedere un po' la gente, diciamo, la piazza, cosa vuole dal prossimo sindaco di Catania, il servizio, e poi lo commentiamo insieme. Perché
caratteristiche deve avere? Come lo vuoi il prossimo sindaco? Mangiatario come l'altro. Che sia un sindaco sincero e non sia, diciamo, un blaterone e rispetti soprattutto le parole che dice. Un po' più onesto. Di essere onesto. Deve essere un pazzo, perché prendessi una, come si dice, una cosa così calda nelle mani è difficile, capito? Deve essere uno coraggioso. Da Bianco, da Savognini hanno amministrato una situazione drammatica per quanto riguarda Catania. Infatti siamo andati in dissesto e quindi ancora, se non si sistema questa situazione, rimaniamo sempre per quello che siamo, secondo me. Si non acquistare tutto, ciavaglio, tutto, i strade, tutto. Deve sistemare la fiera, che è tutta lotta, banchine, strade tutte lotte. E basta così. Speriamo che è buono. Ce la mangia solo lui. Abbiamo mangiato tutti. L'immondizia che c'è in giro, perché stiamo fidendo totalmente, c'è troppa immondizia in giro. Hanno ragione, è troppo esagerata l'immondizia, troppo. Io sto nei Bassifonti a San Cristoforo, ma è troppo esagerato, troppo. Invece non so, nei quartieri buoni, bene o male, si ammortizza, ma nei Bassifonti di Catania 0. Deve cambiare la circolazione che non serve, completamente che non serve. Alcune cose. E soprattutto deve essere onesto e corretto. Le strade, piene di buche, basta che piove anche mezz'ora, non si capisce più niente, si entra nel panico. E penso che se dovesse piovere, come al nord, qua non si salva nessuno. Lo sai quando sistemiamo le cose, quando c'è Sant'Agata, quando ci sono avvenimenti grossi, capito? Poi siamo abbandonati da tutti e da tutti. La voce dei catanesi, seppur parziale, seppur colta in un giorno qualunque della settimana, insomma qualcosa la dicono. La commentiamo insieme con tutti, 30 secondi, giusto per sentire anche la vostra voce sulla voce dei catanesi. Maurizio Caserta. Beh, mi pare che nessuno è soddisfatto. Credo che il campione che avete raccolto è omogeneo. Dicono tutti che la città è sporca, la città è illegale, la città è caotica e quindi ci si aspetta una città pulita, una città legale e una città ordinata. Vincenzo Drago, azzeriamo Sì. il counter un attimo, perché anche qui purtroppo lo dico ai nostri telespettatori, siamo costretti ovviamente dalla par condicio a dare dei tempi uguali per chiunque. Chi vuole rispettarli per intero può farli, chi vuole insomma concedere qualcosa può anche farlo. Prego Drago. Sì, io ho colto evidentemente una insoddisfazione generale, mi ha colpito molto la richiesta delle qualità che deve avere questo nuovo sindaco, che sono il coraggio e l'onestà, quindi la gente ha bisogno di questo. Evidentemente adesso pare che ci sia un risveglio anche di una coscienza e soprattutto nei quartieri, diciamo, periferici più difficili della città. Elfrida. Ma io credo che emerga un'esigenza di legalità, una legalità che deve anche essere accompagnata alla normalità, perché le richieste che hanno fatto i cittadini tutto sommato sarebbero quelle che quotidianamente dovremmo avere senza bisogno di reclamarle. Invece purtroppo siamo arrivati al punto di agognare le cose che invece ci avrebbero dovuto già appartenere quotidianamente. Libera. Io auspico che queste attenzioni da parte dei giornalisti sia costante non soltanto durante le elezioni, in modo tale che chi sarà sindaco, quale sarà l'amministrazione, possa sempre essere attivata, perché alla fine solo ascoltando il popolo, visto che c'è gente che non gira per le strade, io ho girato quartieri, posti malfamati, ma non tutti lo fanno, almeno attraverso questi servizi si può capire la gente cosa desidera. Mi è piaciuto quel ragazzo che ha detto ci vuole coraggio, coraggio e incoscienza. Ammetto di essere stato incosciente, ma l'ho fatto con amore e passione. Allora mi prendo io qualche secondo, perché fino a domenica scorsa questa trasmissione si è occupata di sicurezza, l'ha fatta con i poliziotti, con i carabinieri, quindi insomma Sì, l'attenzione è sempre alta. Durante il periodo elettorale, poi c'è chi non lo fa, ma noi lo girate facciamo. nei quartieri, almeno voi. Non lo facciamo, Libera, non si prende. Savoca, prego. Beh, diciamo che questa immagine di Catania l'avevamo colta, perché anch'io ho girato per i mercati e mi sono reso conto che purtroppo la realtà è questa. Sicuramente quello che emerge è che i cittadini vogliono
due cose principali: la trasparenza e l'onestà. Evidentemente questa non c'è stata in questi anni e vogliono sicuramente anche la presenza, ma a quanto pare c'è chi si candida a guidare questa città e oggi non è presente neanche in questa sala. Zappalà. È la dimostrazione che questa città negli ultimi anni è nelle mani di nessuno. La gente vuole un cambiamento, vuole un rinnovamento, ma soprattutto vuole chiedere alla politica di cambiare. Io credo che l'umore della gente non è altro che il cuore pulsante di questa città, che è messa in ginocchio e che francamente ogni catanese non si sente a suo agio. Abbiamo visto con le interviste delle persone, chiedono tutti bene o male la stessa cosa: una pulizia delle strade, una viabilità, una sicurezza in questa città che manca. Ecco, questo credo che sia proprio il sentore della gente. Prima di fermarci per la pubblicità, a me ha colpito una parola, lo dico a tutti, diciamo, anche ai nostri telespettatori. Tanti chiedono onestà. Onestà sembra essere un prerequisito per diciamo, diventare sindaco di Catania. Tutti chiedono onestà. Pubblicità e poi torniamo con le domande a raffica per i 6 dei 7 candidati. Rientriamo in diretta ovviamente con il nostro confronto di oggi, il punto, questa puntata speciale a pochi giorni dalle elezioni amministrative. Noi ci concentriamo ovviamente su Catania, che è il comune più importante d'Italia in questa tornata elettorale, comprese le 2 settimane precedenti, perché ricordiamo siamo così, una regione sempre sui generis. Tutta Italia per le amministrative ha votato a metà maggio. Noi abbiamo scelto di andare alle urne in Sicilia, in 128 comuni, 2 settimane dopo tutto il resto d'Italia. Ecco perché nelle prossime ore arriveranno in Sicilia anche tutti i leader politici per sostenere questa campagna elettorale. Insomma, dei candidati, appunto, qui ce ne sono 6 di 7. Allora, cominciamo con le domande. Il counter 90 secondi, l'abbiamo detto, 1 minuto e mezzo. Partiamo con Maurizio Caserta. Il tema di cui si parla sempre, soprattutto negli ultimi anni. Catania è diventata una città insicura, violenta. Catania è una città che ha bisogno di sicurezza, pochi vigili urbani per strada, servirebbe, lo hanno detto, lo dicono i cittadini, servirebbe l'esercito per le strade, servirebbe un'interlocuzione con il Ministero dell'Interno per avere più polizia, più carabinieri. Insomma, è una città che in qualche modo deve essere resa più sicura. C'è una soluzione, Caserta? 1 minuto e mezzo. È un peccato che questa questione venga affrontata al massimo disagio e quindi sembra naturale invocare l'esercito, un rafforzamento dell'impegno delle forze di polizia. In realtà la cosa va abbastanza più indietro, perché c'è un substrato di illegalità anche piccola che ha invaso la città a partire dalla pubblica amministrazione, per finire agli esercizi commerciali, alle botteghe, ai mercati storici, ai mercati rionali, alle zone artigianali. Insomma, non c'è fine alla illegalità diffusa. Pertanto l'unica strada, lasciando da parte l'arrivo dell'esercito, che cerchiamo di evitare per un po' almeno, l'unica strada è ripristinare il controllo. I vigili urbani, che dovrebbero quantomeno comminare le multe a chi ha comportamenti per strada non corretti, non si vedono da anni, e non vale l'osservazione di chi dice che sono pochi. Bisogna organizzarli bene, quindi c'è una responsabilità diretta della pubblica amministrazione nell'organizzare le forze esistenti, anche se poche. Non ne servono di più? C'è ancora 13 secondi. Certo che ne servono di più, ma abbiamo dei vincoli per errori del passato antico e soprattutto del passato recente. Al momento la situazione è questa, quindi l'unica cosa da fare è utilizzare al meglio le risorse disponibili con il contributo di tutti. Vincenzo Drago, stessa domanda. Sì, il problema della sicurezza non è solo un problema dei cittadini, ma è un problema anche di chi viene a visitare la nostra città, quindi i turisti, è un problema di chi vorrebbe investire nella nostra città. E riguarda soprattutto la qualità delle persone. Immaginiamo un cittadino che vive in una città finalmente più sicura, dove possa passeggiare anche a sera tardi con la famiglia. Sicuramente vive una vita più dignitosa e più decorosa. Io vedo 3 soluzioni sul tema sicurezza. 1. L'illuminazione delle strade. Il buio ovviamente è ricettacolo di terreno fertile, di chi intende commettere azioni criminali. 2. Potenzierei, ma davvero
potenzierei il sistema di videosorveglianza. Del resto, sapere che siamo videosorvegliati, se abbiamo la coscienza a posto non dobbiamo temere. Terzo, il reclutamento dei vigili urbani nei limiti della capacità di spesa del comune in questo momento. Io non vedo più vigili urbani da tantissimo tempo e quelli che ci sono, i pochi che ci sono già al grado di ispettore, quindi non possono stare sulla strada. La funzione del vigile urbano non è soltanto repressiva e quindi di elevare contravvenzioni, ma è preventiva. Se vedo il vigile urbano non faccio sorpassi azzardati, non parcheggio in doppia fila, non passo col rosso. Giuffrida. Allora, io credo che nell'immediato, sicuramente nell'ambito delle competenze del sindaco, incrementerei un coordinamento tra le forze di polizia, ma ovviamente non occorrono sistemi eclatanti, quindi l'esercito non lo vedrei proprio, anche perché io credo che la repressione sì ci vuole, il controllo ci vuole, la videosorveglianza senz'altro, ma io credo che dobbiamo interrogarci sulle cause di quella che essenzialmente oggi è una microcriminalità a Catania. È una microcriminalità che nasce da un disagio abitativo, che nasce dalla dispersione scolastica, che nasce da una carenza dell'occupazione. Quindi noi dovremmo andare principalmente e parallelamente a un'azione di controllo, a un'azione di eliminazione di queste cause che generano questa microcriminalità. Non dimenticherei anche il fatto che una città che da 1 anno e mezzo non ha una guida, quindi non ha un segnale forte anche da parte dell'amministrazione, credo che anche questa sia una delle cause da non trascurare e che ovviamente ha determinato una mancanza di controllo, delle linee di indirizzo, quindi anche dei segnali belli, positivi, che chiaramente i catanesi coglierebbero senz'altro, ma in mancanza di una guida, di una regia, è chiaro che il cittadino, soprattutto quello che è più incline alla delinquenza, trova terreno fertile. Quindi io credo che questo è quello su cui un nuovo sindaco si dovrebbe interrogare. Quindi lavorare sulla cultura in qualche modo, lavorare sulla cultura di cittadinanza. Sì, la cultura, certo. Far diventare i cittadini partecipi e riappropriarli della vita pubblica della città. Giuseppe Libera. Posso? Prego. Se fossimo stati negli Stati Uniti, non so, futuro sindaco di New York, convocavo il capo della polizia e avrei ragionato con lui. In Italia è tutto complicato, quindi Catania da questo punto di vista è innocente. Abbiamo a che fare col comandante provinciale dei Carabinieri, il comandante della Guardia di Finanza, il questore. L'unica cosa che può fare il prefetto, il sindaco, è riuscire a ragionare con questi impiegati dello Stato, servitori dello Stato, per cercare di razionalizzare i tempi e gli spazi. Allo stato attuale i vigili urbani, quei pochi che ci sono, se ne stanno andando tutti in pensione. Bisogna assolutamente forzare la mano anche attraverso delibere del Consiglio Comunale per avere la possibilità di assumere più vigili urbani, ma indipendentemente da questo, quel poco che c'è, coordinare queste forze e cercare di presidiare tutto il territorio. Lo sa che non ci bastano. Come? Lo sa che non ci bastano. Ma sì, ci devono bastare, ci devono bastare. Io stamattina ero in un certo posto, ho visto 2 pattuglie, non dico di quale polizia, di quale arma, e non capivo perché non la ferma, 2 pattuglie ferme, sono state un quarto d'ora e se ne sono andate. Bisogna assolutamente razionalizzare quello che ha combinato Renzi col 112, dove la gente aspetta 5 minuti prima di poter parlare, avere un interlocutore e dire sono in via Gabriele Annunzio, angolo via Padova, stanno ammazzando a uno. È una cosa... È un disastro nazionale, ma a livello locale questo possiamo fare. Gabriele Savoca. Il tema sicurezza purtroppo è venuto alle cronache in questi giorni. Abbiamo visto tutti la tragedia del turista polacco e sicuramente abbiamo anche provato tutti i cittadini catanesi, quelli per bene, la vergogna per quello che è questa città in questo momento di fronte al mondo. Ora, io credo che la questione sicurezza vada affrontata su 2 fronti, quello della cultura e quello della repressione. Quello della cultura infatti va affrontato all'interno dei quartieri dove vi è una altissima dispersione scolastica, dove vi è una tendenza a delinquere che è dovuta anche da quella dispersione scolastica e dal degrado generale, e quindi lì bisogna intervenire e il comune deve intervenire dislocando anche delle proprie strutture, magari in quelle periferie che io ritengo siano state totalmente abbandonate, che poi vengono durante il periodo elettorale tirate fuori.
E dall'altro lato io mi dispiace, di fronte a una certa criminalità bisogna utilizzare il pugno duro. Penso che bisogna anche riflettere seriamente sulla questione della repressione. Sappiamo che i vigili urbani sono pochi, si spera che dal 2024 si possano sbloccare queste assunzioni e finalmente potremmo riuscire ad avere... Bastano, anche non bastano. Il problema è anche nazionale, perché purtroppo la polizia ha poche unità anche a livello nazionale. Sicuramente il sindaco dovrà andare a Roma e far sentire la propria voce in nome della cittadinanza, perché viviamo un'emergenza e se necessario sono anche favorevole all'invio di militari. Il gong, Lanfranco Zappalà, a lei la parola. Ma il problema sicurezza è uno dei tanti problemi in questa città, non è l'unico. Ovviamente sono favorevole al discorso dell'aumento dei vigili urbani, al discorso del potenziamento della rete di illuminazione, così come anche il potenziamento e il controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine. Io credo che la prima cosa che debba fare un sindaco è chiamare il presidente della regione, che non è altro che il responsabile del territorio siciliano, e chiedere nell'immediatezza e non al Ministero degli Interni. Ecco, credo che questo sia un passaggio che deve essere fatto necessariamente e che fino ad oggi purtroppo non è stato fatto. Dopodiché noi dobbiamo, secondo me, in questo momento dove vediamo una movida che impazza, vediamo ogni giorno cronache sul giornale, la prima cosa è chiamare anche quelle associazioni di volontariato per chiedere un aiuto in questo momento nel territorio. Credo che sia la cosa ottimale che si possa fare. Spesso le chiamiamo queste associazioni quando ci sono delle feste, quando ci sono degli eventi importanti. Ecco, io credo che la presenza di certe persone all'interno di quella che può essere non soltanto la criminalità che vediamo nei quartieri, ma proprio nella movida, durante la notte in questa città, io credo che potrebbe servire da deterrente a tanti giovani che credono che questa città ormai sia nelle mani di nessuno. Questa è la prima cosa essenziale che si deve fare. Dopodiché, ovviamente, intervenire immediatamente con il futuro sindaco, interpellare quelli che sono gli enti per dire che questa città con 300.000 abitanti non può stare solamente abbandonata a se stessa e soprattutto nelle mani di nessuno. Allora, abbiamo finito il primo giro di domande, adesso ricominciamo con una seconda domanda, partiamo da Vincenzo Drago. Una signora nel servizio che abbiamo mandato poc'anzi diceva, prima cosa, faceva proprio col dito, prima cosa ci vuole il lavoro, perché insomma sul lavoro si gioca buona parte di questa scommessa. Qualche giorno fa il prefetto ha detto a Catania, il prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, ha detto a Catania ci sono troppe persone che non fanno niente, non lavorano, non studiano e diciamo spesso sono nelle mani della criminalità. Il lavoro, un dato, ve lo do a tutti, sicuramente lo sapete, ne avrete parlato durante questi appuntamenti. Dal 2005 al 2021 sono scappati dalla Sicilia 700.000 siciliani, cioè una fuga. Qua stiamo parlando di fuga di cervelli, qua stiamo parlando di gente che se ne va proprio dalla Sicilia perché non riesce ad avere più elementari come dire, elementi di sopravvivenza. Di questi ovviamente sono compresi, la metà sono compresi in un'età tra 18 e 39 anni. È un campanello d'allarme che qualcuno diciamo, non riesce evidentemente a cogliere, non parliamo solo di Catania ma in generale della Sicilia. A Catania, ovviamente grande città, la più grande città della Sicilia dopo Palermo, e questa è un'emergenza, l'emergenza lavoro. Drago, c'è una soluzione che può fare il sindaco? Qual è la sua soluzione? Lei ce l'ha nel programma qualcosa ovviamente che riguarda il lavoro? Certamente i ragazzi o comunque i giovani dai 18 in su vanno via perché non trovano il lavoro qua, magari non il lavoro che vorrebbero, perché sostanzialmente l'economia locale è abbastanza depressa. Io una soluzione che ho già presentata in altri confronti ce l'avrei, perché ci vuole per rilanciare il lavoro, ci vuole un po' di liquidità fresca, ci vogliono aziende che siano in grado di assumere. La soluzione sarebbe quella della stampa di una moneta complementare comunale. A Catania? Sì, sì, guarda, gliela faccio pure vedere. Questo è un prototipo. Lo mette a favore di camera, che la mette a favore di camera. Questa è una banconota da 50 sicani, città autonoma di Catania. Il rapporto con l'euro sarebbe 1-1. La moneta complementare non è una mia invenzione, è già stata adottata soprattutto dopo il Covid da alcuni comuni italiani e anche europei, proprio per sovvenire alla carenza di liquidità e quindi di lavoro. Cioè stampare denaro? Questo. Il comune può stampare denaro. Questo denaro potrebbe essere speso soltanto all'interno della città e soltanto all'interno di un circuito a cui dovrebbero poi aderire commercianti, negozianti, imprese, lavoro. Ecco,
Noi nel nostro programma prevediamo di integrare con questi sicani tutti coloro che hanno un reddito inferiore a 1.000 euro e con le imprese potrebbero assumere gente da pagare in sicani. Stavo guardando il professore di economia, non lo possiamo inquadrare, si è irrigidito un attimo, vediamo. Adesso poi c'è la sua risposta. Allora, avvocato Giuffridi. Ma guardi, ovviamente è una delle emergenze di Catania la mancanza di lavoro. Io credo che Catania ha moltissime potenzialità che vengono riconosciute da tutte, ma purtroppo siamo noi che non riusciamo a valorizzare, perché noi formiamo i giovani, ma i giovani poi vanno fuori e là trovano invece, vengono valorizzati. Qua il problema sono le mancanze non dico di opportunità, perché ripeto le opportunità le abbiamo noi, è una mancanza di approccio corretto di una sana amministrazione che dovrebbe creare le condizioni per agevolare il lavoro, quindi una burocrazia che sia meno impeditiva nell'accesso al lavoro, un'agevolazione per esempio di infrastrutture che mancano. Faccio per tutte la zona industriale, ci sono delle opportunità che oggi dovremmo cogliere e che purtroppo ancora molte aziende nonostante tutto vogliono investire a Catania, ma poi lamentano mancanza di infrastrutture, di sicurezza, di illuminazione. Noi potremmo reintrodurre il commercio di vicinato e l'artigianato di vicinato che darebbe un grande impulso. Cioè creare questi piccoli negozi di artigianato, io faccio per tutte San Berillo, per esempio lo vedrei molto l'artigianato di vicinato che darebbe anche un risvolto sociale, perché l'anziano che in una periferia non può andare in un negozio se non prendere la macchina e andare nei centri commerciali. Invece ripristinando questo commercio di vicinato e artigianato e ovviamente avremmo delle opportunità. Potrebbe essere una soluzione, ma questa e tante altre. Siamo a tante altre. Avvocato Lipa, che succede? Io sto morendo dal caldo, posso togliere... L'importante è nei limiti del... Prego, sorridiamo. A parte che grazie a Renzi, se uno cammina nudo per strada e non ci sono bambini... Questo è tempo, non faccia il furbetto. Ma quale furbetto? Sto morendo dal caldo. Vabbè, ma possibile non si può dire una parola? Si spogli, qua, lo vedi che siamo tutti ingessati. Allora, ecco perché sentiva caldo. Lavoro, avvocato Lipa. Allora, voi pensate, voi giornalisti siete complici che il sindaco a fare parlare il sindaco abbia i poteri di Mago Zurlì. Te lo ricordo? No, tu non eri nato quando c'era lo Zecchino d'Oro, c'era Mago Zurlì. Questo potere il sindaco non ce l'ha. Il sindaco ha il dovere di ascoltare la gente e attraverso le proposte che fanno loro trovare le soluzioni. Ti faccio un esempio banale. Il sindaco Bianco Bonanima politicamente parlando, ha chiuso la via Dusmet. L'altro sindaco Bonanima, sempre politicamente parlando, aveva promesso che in caso fosse stato eletto avrebbe riaperto via Dusmet. Non l'ha fatto nemmeno lui, la via Dusmet è chiusa. Cosa c'entra questo discorso? Che la chiusura della via Dusmet ha fatto male al mercato della pescheria. Perché noi ragazzi, anch'io che sono figlio d'avvocato, ma anch'io ho fatto la mia gavetta, io ho 14 anni, d'estate me ne andavo a vendere sciampi nelle case. Ora no, ora vogliono tutti, se non vogliono andare a Trento, a Milano a prendersi la laurea. C'è la gavetta e c'è per tutti. Però se i ragazzi trovano amore in questa città e conforto, le cose cambiano, quindi è una questione anche di cultura. La cultura del lavoro, la cultura dell'amore, che non c'è più. Il danno, mi dispiace con il professore Caserta, che io stimo tanto, provo affetto e simpatia nei suoi confronti perché è una persona seria, ma il danno che hanno fatto i 5 Stelle con quel reddito di cittadinanza non è cosa da poco. Gabriele Sau si deve fermare. Che facciamo? Sì, allora, la questione del lavoro mi riguarda da vicino perché rappresento una generazione che è andata via da questa città perché questa città non offre la possibilità di costruire una vita lavorativa e anche familiare. E allora penso pure che rispetto ai numeri che di cui prima parlavamo, che questi giovani probabilmente si sono pure formati in Sicilia e quindi noi abbiamo, voi, i nostri genitori hanno pagato le tasse per formare questi giovani che vanno a emigrare fuori dalla Sicilia e quindi noi perdiamo dei soldi che sono stati spesi per la formazione della classe dirigente del futuro e dei lavoratori, però non essendoci qui il lavoro allora bisogna assolutamente intervenire. Intervenire come? La città deve diventare attrattiva per le aziende. Noi abbiamo
pochi servizi e delle infrastrutture che veramente ferme a 30-40 anni fa. E allora se la zona industriale, per esempio, non cambia, non si fanno dei piani seri sulla mobilità, sui servizi, questa città, le aziende non vengono a investire a Catania e quindi non creiamo nemmeno posti di lavoro. Il vero tema è questo. Quello che dobbiamo fare è utilizzare la posizione della Sicilia e la posizione di Catania, che è una posizione ottimale. Abbiamo un porto, abbiamo un aeroporto, le aziende dovrebbero venire qui a decine, a centinaia, eppure non vengono perché mancano servizi e infrastrutture. Lanfranco Zappalà. Io credo che il problema del lavoro non preoccupa solamente i giovani, preoccupa soprattutto le famiglie. Chi ha cresciuto i propri figli non vuole che lo si vedano fuori, all'estero. Io credo però dobbiamo cambiare mentalità in questa città. Non dobbiamo solamente aspettare il posto fisso, questo sì. C'è un'amministrazione ovviamente latente dove manca tantissimo personale all'interno del Consiglio Comunale, ma io credo che i giovani oggi debbano fare impresa. Dobbiamo interloquire ancora di più con l'Europa, cercare di prendere quelli che sono i finanziamenti europei e chiedere ai giovani di fare impresa. Noi aspettiamo il posto fisso, dobbiamo cambiare mentalità, dobbiamo avere una mentalità un po' più europea, così come accade anche nel nord. Allora la prima cosa che occorre fare è che le istituzioni, il Consiglio Comunale, gli organi competenti debbano mettere a disposizione dei giovani che vogliono fare impresa la prima cosa essenziale: snellire la burocrazia, andare a favore dei giovani. Ecco, io credo che questo deve essere un passo che fino ad oggi purtroppo non è stato fatto, perché vi è stata quella lontananza, quella sfiducia nei confronti delle istituzioni, soprattutto da parte dei giovani. Noi invece dobbiamo recuperare questa tendenza, dobbiamo cercare di avvicinare i giovani e dire: voi qui, una volta che vi laureate, non dovete andare all'estero, dovete rimanere, perché noi vogliamo che questa città diventi, con tutte le sue bellezze, con tutte le sue potenzialità, una Sicilia che possa veramente essere il fiore all'occhiello e non purtroppo, come vediamo spesso, tanti giovani andare via da questa terra. Professore Caserta, stai toccati tanti temi. Creare un lavoro e impresa è costoso. È come se applicassimo ai lavoratori e alle imprese una tassa in più che altrove non si paga. Chi è che riscuote questa tassa? I gruppi di potere, che sono criminali e non criminali. E quando la signora che avete intervistato all'inizio parlava di politici che mangiano, questa è l'espressione che viene spesso utilizzata, in realtà ha perfettamente ragione, perché viene sottratto al lavoratore o all'impresa un legittimo guadagno, una legittima remunerazione che va a riempire le rendite di quei gruppi di potere più o meno organizzati. Questo che cosa significa? Che l'unica arma che è necessaria in questo caso è l'arma del coraggio, e cioè bisogna smantellare un sistema degli affari che in molte città, ma a Catania in modo particolare, è stato fiorente per molto tempo. Certo, un sindaco che scappa dai confronti non mostra molto coraggio e quindi non ci rassicura sul futuro e sulla possibilità di smantellare questo sistema deleterio che ha rovinato molte città del sud e soprattutto questa. Sui Sicani vuoi dire qualcosa? C'è 10... Il comune non può stampare moneta. Sono stato comune di Brescia. Vabbè, basta. Allora, fermi. Brescia l'ha fatto. Brescia dice l'ha fatto. Allora, andiamo avanti. Maurizio Caserta non ha utilizzato tutto il tempo. Adesso una domanda ve la faccio fare da una persona. Adesso ascoltate bene, state molto attenti. C'è una donna che ha una catanesità intrinseca, lei è un'attrice famosa, insomma ha fatto un sacco di cose importanti in teatro, in televisione, al cinema. Voleva esserci in questo confronto. Lei è Guglielmo e tutti conoscete. Ha voluto fare un paio di domande, una ve la faccio sentire, è qua, eccola qua. Chiedo alla regia di mandarla in onda, poi rispondete ovviamente in maniera veloce. Non c'è bisogno di utilizzare 1 minuto e mezzo, dico, però insomma, se vi serve ve lo concedo. Via. Si vis amari, ama. Seneca. Se vuoi essere amato, ama. La morale attiva di Seneca è basata sul bene comune, sull'importanza
della reciprocità che deve essere in ogni tipo di rapporto umano, politico, umano, sentimentale, in tutti i rapporti. La reciprocità. L'uomo e il politico su che cosa si deve basare? Sulla virtù. Domanda. Qual è la tua virtù? Cosa ci offri a Catania? E anche, in che cosa invece ti potresti biasimare? Ti potresti criticare? Giudicati. Allora, partiamo in ordine alfabetico, le domande di cui la facciamo così. Caserta, virtù, in che cosa si può biasimare? Velocemente. Beh, la virtù è quella pubblica, quella di operare per il bene comune. Può sembrare una battuta retorica, non ci crede nessuno. Le vostre interviste di prima mostrano che non ci crede più nessuno. Allora, quella è la sfida. Bisogna provarlo sul campo, che un'azione pubblica di qualità è possibile. Adesso siamo tutti bravi a dire che certamente saremo virtuosi. Il campo è lì e bisogna conquistarlo e tenerlo. Giudicati, Vincenzo Drago. Sì. Sono 30 secondi a testa. Sì, io mi giudico coraggioso e pratico, concreto. Io cerco soluzioni praticabili e non parlo politichese, non so se si sente. Cosa biasimo di me? L'incapacità a mediare, a trovare necessariamente il compromesso, perché nel momento in cui tu trovi il compromesso già stai venendo meno alla verità. Giuseppe Giuffrida, 30 secondi anche per lei. Ma guardi, io quello che mi riconosco, innanzitutto parto dal presupposto che io non ho, non ho fatto politica, quindi sono sceso in campo ora. Quindi è chiaro che questo posso... è un lato umano, però. Sì, no, voglio dire, quindi in conseguenza dico io non ho nulla da rimproverarmi. Io la cosa che mi riconosco è il coraggio di essere sceso in campo per rivendicare una delle prerogative che ogni cittadino deve avere, cioè la partecipazione. Ha ragione la Guia Ielo nel dire la reciprocità, l'amministrazione dovrebbero essere reciproche. Quindi io credo che questa è la virtù più importante, cioè l'impegno per la città. Giuseppe Libera. Io penso che chi si loda si imbroda, quindi non posso parlare di virtù che non ho assolutamente. Mi riconosco solo un vanto, quello di aver capito la disaffezione della gente verso la politica, tant'è che ho fondato il Movimento Popolare Catanese, perché i problemi della città non sono di destra né di sinistra né di centro e voglio che il mio amore verso Catania, verso i catanesi sia corrisposto. Allora sì che insieme porteremo avanti questa città. Gabriele Savoca. Beh, non mi piace parlare di me stesso, giudicare me stesso è difficile più che altro. Se posso dire però quello che credo sia positivo, è un messaggio che ho voluto lanciare alla cittadinanza, è che io mi sto solo candidando a sindaco di Catania. Ho deciso di non candidarmi al Consiglio Comunale per lanciare un messaggio molto chiaro. Non sono alla ricerca di una poltrona, ecco, che è forse quello che hanno fatto spesso quei giovani che si sono messi a fare politica. Ecco, io non volevo dare questa immagine. Un difetto probabilmente è quello che non posso essere pronto a dare risposte su ogni questione, però sono anche pronto a chiedere un aiuto e questo credo che sia anche un pregio. Lanfranco Zappalà. Ma più che virtù io la chiamerei una conoscenza della macchina amministrativa. Di questo ne vado estremamente fiero. Cosa posso biasimare di me stesso? Di non avere magari col tempo, o magari tempo addietro, buttato i pugni nel momento giusto, a dire che in questa città occorreva un cambiamento, un rinnovamento. È quello che sto facendo ora. Allora, Totò, una vignetta veloce e poi andiamo in pubblicità. Una, ne ho due sul Due, lavoro. vabbè, vai, veloce, Dai, due. Allora, Dai, la prima, ecco qui, sempre scelta cinematografica. della serie Non visto sto film. Allora, Il principe abusivo, storia di un parcheggiatore a Catania. Eccolo. Che si stanno facendo i soldi. E ora faccio vedere l'altra, che è qua, ecco qua. Storia di ragazzini al centro storico. Sbambi. Questa è un po' così. È un po' così, è un po' vero. Va bene. È un po' vero. Pubblicità e poi ritorniamo con la seconda parte del nostro confronto.
Rientriamo in diretta nel nostro pomeriggio con il confronto su Telecolor, il confronto tra i candidati a sindaco di Catania. 6 su 7 sono presenti qua in studio, manca l'avvocato Enrico Trantino. Andiamo avanti con le domande e risposte da 1 minuto e mezzo. Una domanda insomma che è un tema di cui si parla tanto. Partiamo, come abbiamo detto, facciamo domande a saltare, alternati, cioè ordine alternato. E adesso tocca all'avvocato Giuffrida. Turismo, quale sarebbe il suo spot per Catania? Ci chiedono. Ma guardi, il turismo, Catania è una città che attrae sicuramente, e se già oggi, sia pure con turismo mordi e fuggi, Catania è piena di turisti, immagino che in una città che sia vivibile, una città dove i trasporti funzionano, dove la città possa riacquistare il mare, dove la legalità la faccia da padrona, io credo che avremmo 1000 opportunità per valorizzare il turismo. Io immagino un turismo che non sia solo stagionale, ma che sia diciamo per tutto l'anno. Come? Soluzioni? Soluzioni. Allora, incominciamo con recuperare una capacità di attrarre congressi. Catania aveva avuto una bella tradizione di congressi che oggi io credo che non se ne fanno più. Mettere in rete i monumenti e valorizzarli, quindi non farli viverli in maniera statica, innanzitutto tenendoli aperti, perché purtroppo molti di questi monumenti turisti poi si devono arrestare all'ingresso perché trovano chiuso. Creare delle opportunità, delle manifestazioni che siano costanti, che possono attrarre anche a livelli internazionali. Io immagino delle manifestazioni teatrali, di spettacoli, ma che siano sempre costanti ogni anno e che quindi possono attrarre in modo da potersi organizzare, esatto. Cioè programmare e organizzare. Programmare, poi chiaramente una rete che possa anche attrarre appunto turismo, ma non solo locale, ma deve essere un turismo internazionale. Valorizzare le coste, i centri diciamo archeologici. Catania ha veramente 1000 opportunità, ma bisogna mettere a frutto la capacità di volerle davvero valorizzare. Libera turismo. Ma io ho avuto quell'idea di aprire a Catania un casinò municipale che porterebbe finanze al comune e toglierebbe questa sperequazione che c'è in Italia, per cui il casinò è solo a Sanremo, a Savezzanne, a Venezia, in Sicilia, a Catania non si può fare. Tenuto conto peraltro che proprio per il turismo a 90 km di distanza circa c'è Malta, l'isola di Malta, che ha 4 casinò. E le persone ricche... È un altro stato però. È un altro... Ma Sanremo non è un altro stato. Venezia, mi devi spiegare tu perché a Venezia, a Sanremo, a San Vincent ci può essere il casinò municipale e in Sicilia no. Me lo devi spiegare, il casinò attrae, i ricchi piace andare a giocare, a spendere soldi nelle roulette, nello scemen, perché non lo dobbiamo fare? Non ci dobbiamo tenere i bingo dove ci vanno le povere casalingo, le anziane e le anziane, che è peggio del casinò del gioco d'azzardo. È un'attrazione turistica il casinò, è una proposta, non mi pare una bestemmia. Libero di fare proposte. Grazie. Savo. Dobbiamo pensare a un'idea più generale di turismo. Sicuramente questa città deve valorizzare i suoi beni culturali, penso banalmente proprio che le piazze che sono diventati, prima c'era la vignetta dei parcheggi abusivi dove i parcheggiatori appunto abusivi praticano l'estorsione, certamente non attraggono turisti. Penso pure al fatto che una città sicura non attrae turisti, ma nonostante questo non possiamo lamentarci, perché in questo momento girando per le vie del centro storico, io abito lì, ci sono moltissimi turisti, quindi quello che dobbiamo fare per il turismo della nostra città è potenziare quelli che sono i servizi. Molto banalmente, andando al porto, quando arrivano le crociere, i turisti passano in centinaia da uno spazio veramente ridotto di qualche metro, rischiando di cadere in acqua oltretutto. Molto banalmente i trasporti che vanno dall'aeroporto alla città, al centro cittadino, non sono abbastanza efficienti. Anche su questo dovremmo riflettere, e sicuramente dobbiamo valorizzare Catania è una città sul mare, dove il mare non si vede e dove purtroppo non è piacevole fare il bagno, proprio perché l'acqua è sporca e quindi bisogna necessariamente e prioritariamente pensare a un depuratore, perché così non può continuare. Zappalà. Il turismo dovrebbe essere il fiore all'occhiello di questa città. Noi abbiamo la fortuna ancora di poter investire
abbiamo un aeroporto, ma spesso i turisti arrivano, vanno a Noto, Agrigento, Taormina, Siracusa e non si fermano in città da noi. Allora il Comune di Catania deve essere portatore di proposte che possono attrarre non soltanto il turista o le navi da crociere che arrivano e quando arrivano sono sbandati. Io presentai un progetto che si chiamava Catania City, cioè dire noi incassiamo dalla tassa di soggiorno circa 800.000 euro. Su questa tassa di soggiorno noi, al di là delle spese per la festa di Sant'Agata, deve essere necessariamente investite per il turismo. Non è accettabile che nelle zone più importanti, porto, aeroporto, nei punti nevralgici della città, quindi Piazza Duomo, Piazza Università, non ci siano neanche dei punti di informazione, dei punti, dei point che possono dare al turismo le maggiori informazioni. Ecco, io credo che noi dobbiamo fare impresa in questa città, dobbiamo cercare attraverso la tassa di soggiorno reinvestire sul soggiorno e fare sentire i turisti non persone che vengono, un turismo mordi e fuggi, ma un turismo che sia costante. Abbiamo una playa che poco la utilizziamo nei confronti dei turisti, non soltanto d'estate ma anche d'inverno. Abbiamo tantissime potenzialità, purtroppo non c'è quel concetto di impresa che tutti ci invidiano ma che nessuno fino ad oggi ha messo le mani proprio per operare in questo settore. Da quando esiste, prima di dare la parola a Maurizio Caserta, la tassa di soggiorno l'hanno utilizzata nei modi più diversi. Prego. I punti di accesso è uno dei temi cruciali per il turismo, il porto e l'aeroporto. Entrambe le strutture sono fortemente congestionate, sono confuse. Prendiamo il porto, non esiste una stazione marittima che accolga i croceristi, non esistono luoghi per le grandi barche, l'accesso in città dei turisti che sbarcano dalle navi da crociera è pericolosissimo. Ci dobbiamo sempre sorprendere come riescano a farlo. L'aeroporto, anch'esso congestionato. La politica regionale sulle compagnie aeree è abbastanza ambigua e oscura. Insomma, la questione è sempre la stessa. Ci sono interessi privati forti che vanno resi evidenti e controllati e ridotti al minimo. E per finire non c'è soltanto il turismo. Non credo che l'enfasi sul turismo sia ben posta. Questa è una città che deve anche garantire la manifattura, c'è una zona industriale che è una parte estremamente importante della città, che dà lavoro a tanti. Il turismo è uno dei segmenti importanti della città, ma non può essere considerato l'unico. È una città di servizi, è una città di manifattura, è una città di alta tecnologia. Drago, poi sulla zona industriale dico qualcosa anche io, perché vi sollecito qualche riflessione, prego. Sì, partiranno a breve i lavori di ampliamento della pista all'aeroporto, dagli attuali 2004 ai prossimi 3100 metri. Quindi il flusso dei turisti che arriverà all'aeroporto di Catania sarà in deciso, in netto aumento. Quindi la situazione sarà ancora più congestionata. Allora, bus navetta diciamo elettrici dall'aeroporto fino a Piazza Alcalá, ma con una ciclicità continua, per consentire alle persone di arrivare quantomeno al centro della città, quindi a Piazza Duomo. Il porto, tutti noi avremmo visto chissà quante volte questi poveri croceristi che devono attraversare dal porto per raggiungere Piazza Duomo e veramente a volte rischiano la pelle, perché purtroppo abbiamo il brutto vizio noi di non fermarci ai passaggi pedonali. Lì si fa un sottopassaggio pedonale per far consentire dal porto ad arrivare dall'altra parte della strada, perché è l'unico modo per salvaguardare questa povera gente. Nel frattempo però attraverso, no? Vabbè. Nel frattempo impiegherei i diplomati, i ragazzi appena diplomati o anche studenti universitari, li affiancherei ai tour operator per tenere aperti i musei, anche pagandoli 300 o 400 sicani per esempio al mese per qualche ora di lavoro, e dare loro la possibilità anche di acquisire crediti formativi in accordo con l'università.
Questa storia dei sicani insomma colpisce molto. Allora faccio una domanda in due, che sono due temi importanti. Uno l'avete citato più volte, no? La zona industriale, che ovviamente è un tema, perché qua chiedono risposte alle imprese, che sono quelle che mettono a sistema lavoro, mettono a sistema denaro, soldi, insomma produzioni, investimenti, attrazioni turistiche, eccetera. Le aziende della zona industriale riversano nelle casse del comune oltre 50 milioni di euro l'anno, questo solo in spazzatura, dico, cioè solo in spazzatura. E questo ovviamente per non avere illuminazione, strade che conosciamo tutti come sono, videosorveglianza inesistente, eccetera. Allora, la zona industriale prima era di competenza della regione, insomma, di un ente regionale. Adesso è competenza del comune, ma i comuni diciamo, non hanno finanze per poter sistemare questa zona industriale. L'Ipera, devo partire da lei per ordine di... solo perché è obbligato. obbligato. Ma scusi, poco fa io parlavo del casino a Catania e lei mi ha ripreso. No, io non ho ripreso nessuno. Mi ha ripreso dicendo Malta è un altro Stato. Sì. Grazie, io volevo che lei mi dicesse proprio questo. Ci pensa adesso. Perché questa Europa è un'Europa unita, ma non si capisce perché. Malta è un altro Stato. Se Malta ha 4 casinò, anche Catania dovrebbe avere 4 casinò. Il problema della spazzatura dovrebbe essere risolto come è risolto a Torino. Stamattina mi hanno mandato le fotografie da Torino dove ci sono i cassonetti e le strade sono pulite. Invece a Catania abbiamo strade sporche, non ci sono cassonetti, davanti ai nostri palazzi ci sono montagne di spazzatura la sera e in cambio i cittadini catanesi hanno la tassa della spazzatura più alta d'Italia. Su questo che fa? Glielo dica Catanesi, che fa? L'Ipera Sindaco che farebbe? Cioè, come la toglie sta spazzatura e abbassare la Tari? Allora, intanto toglierei questo porta a porta che si è inventato qualcuno e tornerei ai cassonetti perché non tornare indietro quando si riconosce un errore? Abbassare la Tari perché non è giusto che si paghi quella tassa così sproporzionata, visto che i cittadini si ritrovano con questa situazione. Come farei? Mi faccia sedere, mi faccia chiamare il ragioniere generale del comune, mi faccia capire come ha speso dissipato tutto il denaro. Ora come faccio a dirlo? Ora glielo posso dire soltanto se io mi impegnerò a farlo, se no sarei un buffone a dire risolvo tutti i problemi. Savoca, allora zona industriale e rifiuti. Sono due tematiche, macro temi, perché il tema dei rifiuti è la prima emergenza che i catanesi ci hanno detto anche in un recente sondaggio pubblicato sulla Sicilia che diciamo che è più urgente rispetto ad altri. E sicuramente il fatto che manchino i servizi, l'ho detto nella prima domanda, è proprio quello che genera una mancanza di investimenti a Catania e quindi non siamo attrattivi per le aziende, nonostante appunto le qualità che potremmo avere. Sui rifiuti io ho un'idea molto chiara, il porta a porta e la differenziata così per come è stata pensata non va assolutamente bene. Sono per la reintroduzione dei cassonetti mantenendo la raccolta differenziata, possibilmente quei cassonetti smart che il comune di Catania aveva già acquistato e mai utilizzato, con la chiavetta, col sistema all'olandese, prevedendo degli sgravi sui tributi per i cittadini virtuosi, e poi risolvere anche il problema di andare a reperire tutte quell'evasione dei tributi e della Tari, evasione che supera il 50% e voglio dire chiaramente non è pensabile che tutto quel 50% di tributi evasi sia inesigibile. Sicuramente è possibile richiederli a quei cittadini che non hanno pagato. Non vi è stata la volontà politica e la capacità politica, aggiungo, e allora il prossimo sindaco la deve porre come un'urgenza. Zappalà. Ma la zona industriale è il fiore all'occhiello di questa città. Purtroppo mancano tanti servizi, spesso gli industriali lamentano quelle che sono le carenze, quasi sempre, le carenze di una zona completamente abbandonata. Un tempo era l'ASI, l'azienda di sviluppo industriale, poi con le nuove tecnologie, con le nuove industrie è diventata Lette Navalli. Ora ovviamente noi dobbiamo cercare di attrarre quelle che sono le imprese. Abbiamo visto ultimamente che qualche azienda è andata via, perché non vi è stata soltanto una mancanza di burocrazia, ma vi è stata una mancanza politica. Per quanto riguarda invece il discorso dei rifiuti, a parte i cassonetti intelligenti, smart, quindi non tornare indietro, ma
inserire la spazzatura all'interno di questi cassonetti mantenendola differenziata. Noi abbiamo solamente una discarica dove vanno a confluire esattamente 58 comuni. Io credo in Italia ci sono 56 impianti dei termovalorizzatori, 40 sono quelli che vengono utilizzati, in Sicilia da Napoli in giù non vi è. Allora io credo che la prima cosa debba fare un sindaco insieme a tutti i sindaci dei comuni delle siciliani è quello di interpellare la regione siciliana per dire guardate che per risolvere il problema a Catania, soprattutto nella provincia della spazzatura, bisogna cercare di investire nei termovalorizzatori, è l'unico strumento, lo fanno a Copenaghen, lo fanno in Spagna, lo fanno a Lussemburgo, lo fanno in Belgio, mi dovete spiegare, lo fanno in Italia, mi dovete spiegare perché la Sicilia non ha questo strumento importante che è l'unico elemento che possa eliminare definitivamente la spazzatura a Catania, ovviamente non mantenendola sotto la strada come la stiamo vedendo. Maurizio Casetta, faccio solo un breve riferimento a quanto ha detto Zappalà, notizia oggi del TG1, tutti i rifiuti causati dall'alluvione in Emilia-Romagna, che già sono quanto un campo da calcio e alti 25 piani, saranno portati nell'inceneritore perché non si possono smaltire altrimenti, sono dei rifiuti indifferenziati, eccetera. Quindi questo è anche un altro tema che riguarda i rifiuti. Prego, rifiuti e zona industriale. Rifiuti, una delle cose più costose che noi sopportiamo, anche perché è concentrata sul 50% dei contribuenti. Perché è costosa la raccolta dei rifiuti? Perché è fatta male. È fatta male perché non riusciamo a consegnare ai consorzi un rifiuto pulito, un rifiuto ben differenziato e quindi la massa dell'indifferenziato è molto più grande e questo ovviamente poi induce molti a ritenere che occorra l'inceneritore. In realtà si potrebbe anche farne a meno. E come si fa a farne a meno? Facendo una buona raccolta differenziata fin dalle famiglie e dalle imprese e ovviamente una attenzione a quello che si fa quando si deposita il rifiuto sulla strada. Nessuno di noi, penso, è stato mai multato per aver depositato il rifiuto prima dell'ora prescritta. Credo che non ci sia nell'esperienza di nessuno. L'educazione è l'altro elemento importante perché se riusciamo a fare una differenziata corretta, le imprese che utilizzano, che comprano il rifiuto differenziato sono in grado di pagarlo a prezzi più alti e quindi guadagniamo di più. Come è noto, il conferimento in discarica è doppiamente costoso perché paghiamo il conferimento e non riusciamo ad ottenere nulla dall'eventuale differenziazione del rifiuto. Insomma, è una pessima gestione. Allora, velocemente, guarda, vi faccio una domanda e poi prima di andare a vedere la vignetta e la pubblicità, se riusciamo, mettiamo il timer da 30 secondi, che merita una risposta secca perché poi le soluzioni, insomma, ognuno le avrà a modo suo se ci sono. Riguarda la mobilità sostenibile. La mobilità sostenibile, aspetti, però la domanda è secca, cioè, secondo voi si può chiudere, è utile chiudere il centro storico della città? Da dove? Dovevamo partire da Savoca. È utile chiudere il centro storico della città? Il centro storico Pardon. Ho anticipato la domanda, mancava Drago e Giuffrida. Sì, zona industriale. Io farei una partecipata per la zona industriale, al pari delle altre partecipate, perché quella zona vuol dire una società in cui il comune è socio di un consorzio di cui dovrebbero far parte le aziende che attualmente sono operative in zona industriale. Questa partecipata che avrebbe lo scopo, quindi sarebbe delimitata geograficamente, avrebbe lo scopo di realizzare quelle opere che mancano in questo momento e mantenerle. Ovviamente come partecipata avrà anche un bilancio poi. Qui in questo bilancio i costi saranno compensati dalle tasse che a quel punto non pagherebbero più le aziende perché le anticipano come spesa per realizzare quelle opere che altrimenti non verrebbero realizzate. Sui rifiuti siamo quasi tutti d'accordo sulla reintroduzione dei cassonetti smart. Lo smaltimento può avvenire anche attraverso dissociatori molecolari che già esistono in diversi paesi europei, purtroppo in Italia ancora no, che non fanno altro che non creano combustione, trasformano attraverso questo procedimento di dissociazione molecolare il rifiuto in gas che può essere poi trasformato in energia. Cioè scompongono il rifiuto? Scompongono le molecole del rifiuto e lo trasformano in gas. Non c'è combustione, non c'è inquinamento. Dissociatori molecolari. Interessante.
Ma guardi, il problema dei rifiuti sicuramente è stato uno dei problemi dove l'illegalità si è manifestata in maniera più, come dire, evidente. Io sono per un sistema del smaltimento dei rifiuti che prevede il riciclo, il riuso e secondo i principi dell'economia circolare, mantenendo la raccolta con cassonetti interrati, codice a barre, in modo da premiare chi meno produce rifiuti, meno paga, mantenendo una tassa fissa perché il servizio deve essere garantito a tutti, combattendo l'evasione fiscale, perché io credo che il Comune finora, tutte le amministrazioni che si sono susseguite non hanno fatto più di tanto per quantomeno secondo lei si possono recuperare queste evasioni? Fra l'altro guardi, c'è uno strumento che in Italia vige ma pochi comuni lo adottano, che è il baratto amministrativo, che prevede la possibilità per chi incolpevolmente non può pagare i tributi locali di scomputare con la propria attività lavorativa il pagamento dei tributi, con un sistema che commisura il pagamento, diciamo, del tributo con una quota di orari dell'attività lavorativa, ma darebbe anche dignità a chi, ripeto, non può incolpevolmente pagare. Per quanto riguarda la zona industriale, io ricordo che dal 66-68, quando fu l'alluvione a Catania, credo che è cambiato poco. Quindi questo cosa denota? Che c'è una volontà proprio politica di inefficienza che non attrae le industrie, non agevola. Per esempio, basterebbe cambiare i codici Ateco per dare la possibilità alle piccole e medie industrie di poter avere diritto ad acquisire le zone ZES. Allora, facciamo così, siccome siamo nei tempi, la domanda sul centro storico la facciamo dopo la pubblicità. Intanto ci vediamo 2 vignette di Totò, velocemente. Totò. Ecco, che abbiamo qua? Ancora film? Della serie, abbiamo visto sto film. Ma che è? Tutta così oggi, va? Vabbè, vai. Allora, parlavamo di rifiuti, ecco qua. Catanic. Affondiamo nella spazzatura praticamente. Ecco, una nave. Però non è che affondiamo solo nella spazzatura. No. Stiamo attenti perché c'è anche Scarface, perché vogliamo vedere le strade, non è che sono meglio le strade. Poi la domanda è: ma dove pigliamo tutti i soldi qua? Ed ecco qui la situazione del comune. Storia di un dissesto, profondo rosso. I conti rossi. Molto cinematografica questa rassegna di vignette di Totò. Ci fermiamo, pubblicità, poi ritorniamo in diretta nel nostro confronto di oggi. Andiamo, qui c'è un'euforia incredibile, meno male che almeno poi si crea questo clima all'interno di questa campagna elettorale. Devo dire, lo dico a tutti, è un po' soporifera questa campagna elettorale, un po' soporifera, un po'. Io ero abituato a campagne elettorali spumeggianti, voi siete candidati. No, parli dei giornalisti. Ma sempre i giornalisti, io sono pronto a... sempre con i giornalisti. Allora, riprendiamo da Zappalà, da Savoca. Avete fate confusione. Da Savoca, allora riprendiamo da Savoca. Avevo detto mobilità sostenibile. Velocemente, secondo voi, poi me lo spiegate il perché, si può chiudere il centro storico tutto, alle auto, da dove, da che punto in poi? Savoca. Si può fare, però è necessario assolutamente prima dare i servizi, cioè noi non possiamo pretendere che il centro storico venga chiuso senza avere le piste ciclabili, senza avere gli autobus che funzionano, senza avere dare la possibilità ai cittadini di muoversi in maniera alternativa all'interno del centro storico. Allora in quel caso si potrà chiaramente fare. Zappalà. Io credo che sul centro storico dovremmo ragionare anche perché all'interno del centro storico non ci sono soltanto le bellezze della nostra città, ci sono tantissime attività commerciali. Allora chiudere il centro storico significherebbe però cercare di creare quelli che sono i parcheggi che qualcuno possa venire, posare la macchina e andare a piedi. Altrimenti l'unica cosa che si può fare è aumentare quelli che sono i trasporti, quindi organizzandoci in maniera veramente ottimale, con degli orari e con degli automobili, con degli autobus che possono scendere al centro storico ma fare posare la macchina magari nelle zone limitrofe. Questo potrebbe essere l'unica operazione. Maurizio Caserta. Assolutamente sì, è nella natura dei centri storici quello di richiedere una tutela particolare. Ricordo che il nostro centro storico appartiene a tutti e quindi va tutelato in maniera
particolare, è specifica, è forte rispetto a tutte le altre aree della città. Questo significa che deve essere liberato dalla presenza delle automobili, ovviamente deve essere consentito il transito dei mezzi pubblici, incluso i taxi, perché è un servizio pubblico. Drago. Sì, come no, si deve chiudere il centro storico. Io per esempio vedrei già una prima fase di chiusura dalla via San Giuliano all'altezza di Piazza Teatro Massimo per tutta la salita di San Giuliano e poi a scendere via Crociferi, via Garibaldi per ricongiungersi di nuovo, immagino questo quadrato, ma lo farei questo anche prima di realizzare giustamente quei parcheggi in prossimità delle fermate della metropolitana, perché vede, se io so che non posso andare con la macchina in quella zona, ho due scelte, o vado diversamente o vado diversamente. Ma assolutamente sì, e dobbiamo cercare di evitare, dobbiamo invogliare il cittadino catanese a non andare, a non arrivare con la macchina al centro storico. Sono per un ampliamento anche della zona del centro storico chiusa, però tenendo conto delle esigenze dei commercianti, di chi vi abita e ovviamente dei turisti, quindi prevedendo anche delle zone ZTL diciamo flessibili, implementando i servizi pubblici chiaramente e in questo modo far capire alle persone che è bello camminare a piedi in centro storico. Libera. Se eravamo a Milano, a Roma, avrei detto le cose vanno fatte cum grano salis, siccome siamo a Catania dico le cose vanno a fare con la testa, e allora la dimostrazione che le cose non sono state fatte con la testa è il ponte del Tondo Gioieni, che è stato abbattuto in maniera veramente orrenda, creando quel disastro che è la circolazione. E poi ribadisco, perché il segreto è insistere, la mobilità sostenibile di via Dusmet, che è diventata via della desolazione. Le cose vanno fatte con la testa, parlando con la gente innanzitutto. Che è successo? No, niente, è suonato il gong. È suonato il gong. Allora, altra domanda che riguarda stavolta lo sport. Lo sport in senso ampio, di sport, periferie. Abbiamo festeggiato il successo del Catania, di questo imprenditore australiano, Ross Pellì, che erano grande entusiasmo in tutta la città. C'eravate anche voi, molti di voi allo stadio che hanno partecipato, insomma, all'ultima festa del Catania. Insomma, ma come si può mettere a sistema questo entusiasmo, questo successo dello sport? Perché io dicevo, mancano un po' di strutture, soprattutto in periferia. Lo sport molto spesso serve a togliere ragazzi dalla strada, quindi il tema è duplice: lo sport, quindi incentivare lo sport. Una città sana è anche una città che sta bene, no? Cioè anche a livello di popolazione. Una città sana, quindi lo sport, ma anche lo sport come veicolo di lotta alla mafia. Se ne è parlato poco in questa campagna elettorale. Da chi dobbiamo ripartire? Da Zappalà. Guardi, io personalmente sono uno sportivo, quindi è una cosa che ho sentito sin da ragazzo, ho praticato judo anche a livello agonistico e ovviamente lo sport è molto complicato in questa città. Un tempo avevamo le società sportive, mancavano gli impianti. Oggi magari abbiamo qualche impianto e mancano alcune società sportive. Allora la prima cosa che dobbiamo fare, il comune che deve fare, è quello di sistemare gli impianti, che spesso quelli che abbiamo non sono neanche messi a norma. Dopodiché, lei parlava poc'anzi del fatto della dispersione dei giovani che magari vanno a commettere atti e non sono coinvolti in quelle che sono le attività sportive. Io credo che proprio nella zona di Librino, San Giorgio, e quindi mi riallaccio al discorso della dispersione scolastica, noi dovremmo invece al contrario investire proprio in quelle zone con degli impianti sportivi da far giocare i ragazzi, a impegnarli in quello che è l'attività sportiva, che poi credo che sia una cosa fondamentale per tutti. Invece spesso in quei quartieri abbandonati non vi sono queste attività e quindi i ragazzi vanno spesso a delinquere, e il più delle volte la dispersione scolastica dipende anche che non siamo capaci di fare un'attrazione da coinvolgere i nostri figli in delle attività sportive. Lo sport è una cosa importantissima in questa città, ma non è solamente il calcio, sono tante società sportive che soffrono e noi, Comune di Catania, deve stare necessariamente vicino a queste attività sportive. Maurizio Casetta. Sì, ovviamente le strutture sportive pubbliche sono essenziali, sappiamo qual è il grande vantaggio di coinvolgere ragazzi e ragazze
in attività sportive che permettono loro di sviluppare senso delle regole, il rispetto degli altri. Però lei chiedeva un po' di effervescenza nel dibattito e allora se guardiamo agli ultimi 5 anni e come sono state trattate o non trattate le strutture sportive in città, basti il riferimento a 2, il campo scuola e la struttura di Via Azzurria. Quindi qui ci sono responsabilità precise, negli ultimi 5 anni si è parlato molto ma si è fatto molto poco, non sappiamo quali sono le ragioni per cui questi lavori non sono stati completati, perché ancora il campo scuola non è stato riaperto all'uso del pubblico. Insomma, c'è molto da fare per cambiare radicalmente il modo di gestione di queste strutture e di questo grande comparto importantissimo per la città nei prossimi anni. Drago. Come qualcuno saprà già, io sono attualmente in carica presidente nazionale della Federazione Italiana di Kung Fu, del Comitato Olimpico. Quindi sono al 3° mandato. L'idea è questa, ma non è solo un'idea, io già la faccio come presidente federale in altri comuni italiani dove il comune mette a disposizione strutture sportive o anche le scuole per andare a far vedere, fare dimostrazioni delle nostre arti marziali. Io una cosa del genere la farei anche a Catania, soprattutto nei quartieri difficili, dove la violenza che spesso anima questi giovani, io gliela farei scaricare su un ring all'interno di regole, prevedere che cosa sanno fare. Quindi la funzione educativa dello sport nei quartieri difficili è importantissima, non solo come arte marziale, ma tutti gli sport trasversalmente. Come Presidente federale vi devo anche dire che 2 anni fa avevo manifestato interesse al Comune di Catania con l'allora Assessore allo Sport e il Sindaco, l'allora Sindaco Pogliese, per avere in gestione un impianto per un periodo di anni, perché il credito sportivo che finanzia le federazioni sportive nazionali mi avrebbe erogato del denaro per ristrutturare questo impianto. Avevo chiesto al Comune di indire il bando, ovviamente a evidenza pubblica, bando che non fu mai pubblicato. Noi abbiamo perso la possibilità di avere 1 milione di euro finanziati dal credito sportivo che avremmo speso in questo impianto. È vero, perché poi è una struttura, diciamo, affidata, è una struttura che va mantenuta, insomma è curata. Giuffrida, prego. Ma guardi, io partirei intanto da quello che esiste a Catania, che purtroppo non è manutentato come si deve. Noi vediamo la struttura di Nesima che è vandalizzata, una struttura che ci è stata proprio regalata per quando ci furono le Universiadi. Quindi se già noi partissimo da quello che c'è e lo valorizzassimo, credo che già avremmo recuperato un po'. Poi abbiamo chiaramente deve esserci un incremento delle discipline sportive, perché non può essere solo il calcio. Io sono un tifoso del Catania Calcio, però mi rendo conto che a Catania noi abbiamo tradizione di pallavolo, il rugby che purtroppo non esiste più, cioè, la pallanuoto, abbiamo una hockey. L'hockey femminile a Catania, una squadra femminile ha vinto lo scudetto, lo dobbiamo ricordare. Le femmine sono sempre le più brave, le donne, ce ne sono molte. Però incominciamo anche dalle piazze, incrementiamo facciamo tornare i ragazzi nelle piazze a giocare, che avrebbe anche dei grandi risvolti in termini sociali ed educativi. Quindi potremmo creare rete anche con le associazioni private che oggi tengono vivi gli impianti sportivi, quindi il Comune potrebbe creare convenzioni per cercare di incrementare e attrarre i giovani e i ragazzi, e poi darebbe anche un segnale importante anche in termini di stile di vita, che chiaramente ne avrebbe un gran ritorno. Libera, lo sport, le periferie. Sono state dette le cose, del resto la domanda è quella che è, le risposte sono ovvie, per carità. Il professore Caserta citava, se non sbaglio, il campo scuola di Picanello, chi non è d'accordo su questo? L'avvocato Giuffrida citava, stamattina sono stato a Nesima a visitare uno sconcio, mancano le manutenzioni, manca la cultura, perché abbiamo avuto sindaci pessimi. E voi non ne volete parlare? Vogliamo parlare delle elezioni? Vogliamo spiegare ai cittadini come si andrà a votare? Questo è importante. Ma lo sappiamo, siamo tutti d'accordo, vogliamo il bene della città. Ma spieghiamogli innanzitutto che devono andare a votare. 40%, se vota solo il 40%, hanno vinto i contumaci. E il contumace
Spieghiamo che bisogna andare a votare. Vogliamo sperare che le cose cambiano? Devono andare a votare? No, parliamo delle cose ovvie. No, cioè, lei si candida, sì, mica io. Cioè, quindi ma se poi non mi date la possibilità, che le domande sono, sì. avete avuto Può risposte, rispondere quello che vuole. Certo, avete avuto altri risposte 33 intelligenti da parte di Caserta, da parte dell'avvocato Gioffrida, proprio quello le dirà anche Savoca, ma è ovvio. Il problema che non è ovvio è che è sicuro che la gente non va a votare, è schifiata dalla classe partitocratica, come lo devo dire? Va bene così. Benissimo, andate a votare, non dico votare per me, votate, che ci sono tutti i galantuomini, ma andate a votare, se no è facile poi dire, le cose vanno male. Guarda, questo è un appello che condivido e sottoscrivo. Savoca. Anch'io condivido l'appello dell'avvocato Lipera, sicuramente è necessario andare a votare e sicuramente è necessario andare a votare proprio per ritrovare quel senso di comunità. Ecco, quello che può dare lo sport è proprio questo, è quello che manca in questa città, è il senso di comunità che si ritrova purtroppo in questa città solo per Sant'Agata e per il calcio Catania. Ha detto quello, no? L'ha detto l'intervistato. Per Sant'Agata e per il calcio Catania che amiamo tutti, veramente, e siamo felici di questa nuova vita del calcio Catania, però sicuramente lo sport non è solo calcio Catania, lo sport non è solo calcio, quindi che è anche semplice, più facile da praticare anche per le classi sociali più deboli, no? Perché per praticare il calcio basta un pallone, ma per praticare altri sport servono le palestre, servono gli impianti sportivi e ancora ci stiamo chiedendo quando riaprirà, ad esempio, il campo scuola di Picanello, come prima dicevano gli altri candidati. E allora sicuramente lo sport deve e può essere un modo per tirare fuori dalla strada i giovani che purtroppo finiscono in mano alla criminalità organizzata, che finiscono a spacciare, in una situazione in cui si trova Catania in questo momento anche in un'emergenza per lo spaccio del crack nei quartieri popolari. E allora dobbiamo sicuramente ritrovare quel senso di comunità e sicuramente uno di questi modi è lo sport. Allora, siamo quasi alla fine, faccio sentire, c'è ancora una domanda di Gui Aiello, questa, tutti attenti, ve la mostriamo subito al nostro video. Rispondete, non vi do tempo per la risposta, solo un commento se vi va veloce. Prego il contributo. Come sei sentimentalmente? Cioè, se la tua metà ti chiama e ti chiede di raggiungere casa per una esigenza d'amore impellente, ci vai e lasci a metà la giunta? Lo faresti? Impellente, Casetta, impellente. Sì, certo. Andrebbe subito, no? Drago. Ovvio. È chiaro, no? Insomma, Giuffrida. Penso proprio di no. No, Libera. Volevamo parlare delle cose serie. Dai, siamo in chiusura. Siamo in chiusura, le faccio fare l'appello al voto. Ho fatto fare spettacoli 30 anni fa. Il padre di Guiaiello mi premiò quando vinse il Vulcano d'Oro nel 1900. Impellente era la domanda. Impellente, le esigenze. Parliamo di cose serie. Ma Catania sta fedele, noi ci giochiamo. Guio, non ti seccare. Anche tu. Sei una catanese, perché non ti candidavi con me nel Movimento Popolare Catanese invece di fare la farsa? Savoca. No, rimarrei nella giunta, a meno che non fosse un problema di salute. Zappalà dipende l'argomento. Se è un argomento importante resterei in giunta. Se è un argomento che può essere spostato dopo correrei subito. Allora, appello al voto, tutti partiamo da Caserta, insomma, appello al voto perché insomma sono le ultime ore. E perché votare Maurizio Caserta? 30 secondi a testa. Prego. Catania è ad una svolta epocale, può andare verso il degrado o può cominciare un percorso di risanamento. Abbiamo l'esperienza degli ultimi 5 anni che hanno distrutto la città. Se noi lasciamo che questa città continui ad essere governata nello stesso modo in cui è stata governata negli ultimi 5 anni, il degrado sarà inevitabile. È necessario una svolta.
Conclude la Gazzetta, velocemente. Perché è l'ultima occasione che è stata offerta negli ultimi anni dalle risorse europee e qui siamo ancora molto indietro. Bravo. Allora, ai cittadini catanesi, andate a votare, ma stavolta non votate le solite persone o coloro che stanno dietro alle solite persone. Mi spiego meglio, tanto anche se ci fosse stato qui il candidato Trantino non poteva certamente contestarmela questa cosa. Dietro, davanti e a fianco alla candidatura di Trantino c'è sempre Pogliese, c'è Lombardo, c'è Cuffaro, molta gente questo non lo sa, quindi se vogliamo veramente fare un cambiamento dovete votare altri. E possibilmente adesso avete anche una scelta molto vasta di candidati sindaci, è il momento di farlo. Giuffrida. Io credo che oggi il cittadino catanese ha nelle mani le sorti di questa città, quindi può cambiare veramente e prendere le distanze dai partiti sia di governo che di opposizione che hanno portato Catania a questo stato di degrado. Oggi il catanese ha una grande opportunità di dare una svolta e chiaramente se non la utilizza poi non potrà lamentarsi. Io dico che non avrà il diritto di lamentarsi e dovrà sopportare ancora una volta chi oggi ha portato Catania in questa situazione di degrado. Libera. In attesa di incontrarci domani sera o passiature, fu fatto anche questo da De Felice, che domani si chiude la campagna elettorale, io vi voglio ricordare che c'è la possibilità di votare il consigliere comunale della lista che gradite di più e il sindaco che gradite di più, quindi non dico di votare per l'Iper, votate un candidato della lista del Movimento Popolare Catanese, sono 36 persone meravigliose, e poi il sindaco che volete, o viceversa, non siete obbligati a votare un sindaco e quella lista. Voto disgiunto, quindi sarebbe. Voto disgiunto. Ha spiegato, lo dovete dire voi. O voto libero. Savoca. In democrazia dovrebbe esserci una maggioranza che decide per una minoranza. Purtroppo ci troveremo di fronte alla vittoria del partito dell'astensionismo. Credo che sia fondamentale, e questo lo dico da giovane, e lo dico ai padri che ci hanno consegnato una città invivibile, una città nella quale non si può lavorare, una città nella quale non si può fare una famiglia. Io dico che bisogna assolutamente andare a votare e sicuramente noi rappresentiamo l'unica alternativa valida, quella di Cateno De Luca, che ha deciso di scommettere veramente, finalmente, su un uomo di 31 anni e quindi di fare veramente un cambiamento per questa città. Lanfranco Zappalà. È la lista che porta il mio nome, Lanfranco Zappalà sindaco. Ho fatto una sola lista, un programma, una squadra, perché reputo che se mi fossi avvicinato o messo dentro 6-7 liste, se volessi fare qualcosa per questa città dovevo rendere conto ai miei 7 soci. Quindi ho fatto un programma, ho parlato con la cittadinanza, ho girato quartiere per quartiere e insieme alla mia esperienza ho fatto un programma per la città, ho scardinato un sistema, mi sono candidato un anno prima perché credo che sia giusto che la cittadinanza conosca il programma e il candidato sindaco, cosa che magari altri non hanno fatto. Comunale, solo sindaco come qua il collega. Benissimo, va bene. Allora, siamo veramente in chiusura. Aspettate un attimo, io avrei voluto parlare di un sacco di cose. C'è un tema, per esempio, l'emergenza abitativa, ci sono la questione delle strade, che hanno detto tanti, e poi delle periferie di cui non si è parlato molto, dei fondi, tante. Purtroppo il tempo, questo lo spieghiamo ai nostri telespettatori, se no sembra buoni. Le prostitute, regia, bel microfono. Allora, diciamo, volevamo parlare di tante queste cose. Purtroppo il tempo a noi diciamo che ci dà questa stringente par condicio è questo, cioè è per forza limitato in queste tempistiche, con queste regole stringenti, che ovviamente penalizza il dibattito, penalizza il dialogo e anche il confronto vero tra le persone. Però questo è e così ce lo teniamo. L'appello che vi faccio anche a voi è: andate a votare comunque domenica e lunedì per eleggere il vostro sindaco. Si leggono i sindaci di 4 comuni capoluogo a Catania, si legge il sindaco di Ragusa, di Siracusa e di Trapani, e poi altri comuni minori, 128 in tutto per la Sicilia. Guarda chi c'è, l'avete chiamata prima, allora ciao Guia. Ciao. È solo buona, non puoi dire niente, era solo per farti. È una cosa seria. Il voto. Io volevo conoscere il lato umano del mio sindaco. Ecco, brava Guia. L'unico lato
umano che qua sto conoscendo è quello di Trantino, perché non c'è. Lì è Goia, non si fa. Goia, Allora, siamo in par condicio. Chi è? Questo Seneca. lo dovete sorteggiare, è un libro di Seneca. Va bene, Guia, Se- dobbiamo chiudere. Totò, due vignette. Grazie Guia per il tuo... Se disse amari, ama. Ama. Se Come hai detto vuoi nella... essere amato, ama. Dovete trattare i cittadini, voi sei qua, Guia, uno di questi, Guia, come buona, figli, Guia. come figli. Buona. Vignette, Totò, vignette e ci 4 salutiamo. vignette al volo, dai. Dai, veloci che siamo fuori. Prima, eccola qua. Quante sono? Il 4. silenzio degli astenuti. Ma sempre queste cose, sempre col cinema, vai. E vai, ecco qua. I programmi quelli belli. Cari studenti, vi garantisco 3 allerta meteo a settimana. Questa fa presa, Questa fa presa. Andiamo, prossimo. Domenica e lunedì vi chiediamo di mettere una croce e di portarla per 5 anni. Anche questa non è L'ultima male. invece, notizia di adesso. Il ponte è legge, ma davvero? E to have a drink. Eccolo qua, Ecco è il qua. ponte. Grazie anche a Totò Calì, grazie a Maurizio Caserta. Riepilogo le liste, ve ne sono scritte tutte, insomma, per non perdere neanche una candidata di centrosinistra, con le liste Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Caserta per Catania, lista Caserta per Catania, Conbianco per Catania e l'Ora del Popolo. Grazie a Vincenzo Drago, candidato del PSDI, Socialismo Democratico. Grazie a Giuseppe Giuffrida, che è candidato con una lista che porta il suo nome, Giuseppe Giuffrida sindaco. Grazie a Giuseppe Livera, candidato del Movimento Popolare Catanese, candidato sindaco. Grazie a Gabriele Savoca, candidato di De Luca per Catania e Sud chiama Nord. Grazie a Lanfranco Zappalà, candidato della lista Lanfranco Zappalà sindaco. Non era presente con noi Enrico Trantino, candidato del centrodestra, con la lista Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Trantino sindaco, Prima l'Italia, Popolare, Autonomisti. Dobbiamo dirlo però, Grande Catania e Democrazia Cristiana, mamma mia. Grazie a tutti, grazie per averci seguito e buon voto a tutti, che vinca Catania davvero.